Antonio Tajani kien elett bħala l-President il-ġdid tal-Parlament Ewropew. Tajani, Taljan ta' 63 sena li ġej mill-Partit Popolari Ewropew, kien ex-Kummissarju Ewropew u l-Viċi President ta' Martin Schulz li issa huwa l-ex-President tal-Parlament Ewropew. Tajani ġab 351 vot kontra l-282 vot illi kiseb il-kandidat tas-Soċjalisti u Demokratiċi Gianni Pittella fir-raba' u l-aħħar rawn tal-votazzjoni li saret it-tlieta filgħaxija. Dan minn 713 il-vot mitfuqa li minnhom 633 vot kienu validi u 80 astjenew. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu, Tajani ddedika r-riżultat lil vittmi kollha tat-terremot li laqat lil pajjiżu l-Italja f'Awwissu li għadda, iżda mhux biss. Un messaggio forte di solidarietà da parte di questo Parlamento, come deve andare a tutte le vittime del terrorismo, senza dimenticare coloro che soffrono in questo momento, sia coloro che non hanno casa, i senza tetto, sia coloro che non hanno lavoro. Ecco, io credo che noi dobbiamo guardare e prestare grande attenzione e dedicare il nostro lavoro a tutti coloro che sono in difficoltà. Fuq kollox huwa sostna wkoll li jrid ikun President ta' kulħadd u li jirrispetta lil kull individwu fih dan il-Parlament Ewropew.